La corsa dei cavalli, volgarmente detta correr su palo de mes agosto, in spagnolo pali de mi agost, veniva fatta anticamente lungo la piazza, l'odierno corso, perché potessero assistervi dalle finestre della casa comunale i signori giurati, il governatore e gli altri invitati. Le corse erano per i sassaresi, come per tutti i sardi, il trattenimento più emozionante e più gradito, sebbene fosse spesso funestato da qualche disgrazia, come ben poco vi si bada oggidì. Oltre ai panni di brocato e altri oggetti destinati ai fantini vincitori, il municipio dava altri premi per le corse a piedi, le quali erano anch'esse causa di inconvenienti, come urti, zuffe e tafferugli. Da una lettera del Tola stampata nel 1828 e indirizzata a Lodovico Baer, noi apprendiamo che il capo giurato, oggi sindaco vestito alla foggia degli avvocati o medici spagnoli, percorreva tutto tronfio il corso, inforcando un cavallo bardato ricamente. Era seguito da un valletto municipale, Verguetta, il quale vestiva di rosso, portava la mazza d'argento e montava un magro ronzino infioccato con nastri di colori vivaci. Con una mano sul cappello, in segno di saluto, il capo giurato sorrideva alla folla che stipava la via e lanciava in mezzo ad essa manate di bigliettini colorati, aventi dei numeri corrispondenti ad altrettanti premi. Con una mano sul cappello, in segno di saluto, il capo giurato sorrideva alla folla che stipava la via e lanciava in mezzo ad essa manate di bigliettini colorati, aventi dei numeri corrispondenti ad altrettanti premi, seri o umoristici, preparati nel palazzo civico. I detentori dei biglietti, acquistati a prezzo di spinte, pugni e urti senza fine, correvano trafelati al municipio per ricevere in dono un berretto, un coltellino, una pippa, oppure un bel calcio o uno schiaffo sonoro, secondo quanto aveva segnato loro la sorte. Dopo questa allegra passeggiata sindacale si faceva la corsa seria coi cavalli. I consiglieri andavano in corpo al palazzo reale per prendervi il governatore e con esso anche il viceré, se per caso si trovava a Sassari. Quindi lo conducevano al palazzo comunale per prendere posto sul balcone e la piazza del corredor, tutto coperto di arazzi, fiori e fronde di ogni genere, tra i quali penzolavano i panni di brocato e gli altri oggetti destinati in premio ai vincitori. Quindi in questo interessante testo il Costa ci parla della situazione che esisteva a Sassari nel XVI secolo, quando forse la festa dei candelieri era un qualcosa di veramente legato alla tradizione, cosa che oggi purtroppo non è